Coppia di fidanzati, ascolta cara, di a tua mamma sabato quando vengo lì a cena come al solito tutti i sabati, che non stia a farmi sempre pasta e fagioli, ma piuttosto una pasta asciutta, perché poi la pasta e fagioli mi dà brontoloni di panza, mi scorreggiare, voglia di dare accesso a cagare, faccio brutta figura. Diglielo, sai, va bene, glielo dico. Arriva il sabato sera a cena, si siede, pasta e fagioli ancora, di nuovo, mangia sta pasta e fagioli che sono buoni, e mangia sta pasta e fagioli, gliene metti ancora la futura suocera, no, mangia che sono buoni, e mangia sta pasta e fagioli, una pancia, dopo un po' comincia a fargli effetto, vado a prendere un po' d'aria fuori, permesso, va fuori, sereno di luna, tira giù i pantaloni e lì la fa, boom, una scagazzata, guarda, sparita. Sparita la merda, sparita, non la vede più. Suo suocero lo si vede, gli punta un faro così in faccia. Ma cosa stai facendo qui? Che sto andando in cerca da un pezzo, che eri sparito. E mi scusi, e sto andando in cerca dell'orologio. Ho perso l'orologio, non lo trovo. Certo che stasera succedono di quelle cose strane qui. Tu che vai in cerca dell'orologio, coi pantaloni tirati giù, il gatto che corre per la cucina con una merda sopra la schiena.